Ed è buongiorno, buongiorno, benvenuti e bentrovati a questo nuovo appuntamento di Io Compro Siciliano Live. Il nostro appuntamento quotidiano delle 12, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì. Siamo arrivati a mercoledì e siamo proprio arrivati anche a questo Natale perché oggi è mercoledì 23 di dicembre. Noi vogliamo iniziare come consuetudine, grazie, 262.536 volte grazie. Grazie sempre, grazie ancora. Oggi sarà una puntata speciale perché avremo ospiti due giovani eccellenze siciliane. Da un lato parleremo di territorio, prodotti bio, associato tra l'altro al nostro marketplace www.iocomprosiciliano.com e l'altra invece è un'eccellenza, ancora questa siciliana, un giovanissimo, pensate 33 anni, avvocato nel Foro di Palermo, ha appena ricevuto il più alto riconoscimento internazionale legato alla tutela e alla promozione dei diritti fondamentali, pensate attraverso le arti, attraverso il teatro, vince l'International Human Rights Art Festival di New York. Oggi avremo con noi Alessandro Ienzi, quindi una meravigliosa puntata, rimanete con noi. Vogliamo aprire in questo mercoledì 23 di dicembre dicendo, come sempre, le tante novità, vi aggiorniamo su quelle che sono le tante novità legate a Io Compro Siciliano. Sapete, per chi volesse fare una scelta, come diciamo noi, consapevole, legata all'identità della nostra terra, all'identità delle nostre aziende, sì, anche per un piccolo cadeau, scegliamo le nostre imprese per portare avanti con forza, anche in un periodo particolare come questo, di sicuramente grandi difficoltà, le nostre aziende. E allora vi dico, è nata la gift card Io Compro Siciliano, 25, 50, 100 euro, basterà entrare all'interno del nostro portale, del nostro marketplace www.iocomprosiciliano.com. Potete acquistare la nostra gift card, dopodiché stampare quella che è la copia, potete piegare e regalare naturalmente alla persona che volete bene. Avrete 12 mesi di tempo per poter scegliere prodotti all'interno del nostro marketplace e sono prodotti da portare sulle nostre tavole, ma anche artigianato, moda. Quindi entrate all'interno del nostro marketplace e sarà veramente una Sicily Experience, un'esperienza siciliana. Noi inizieremo con Rosanna Di Lorenzo. Vi dicevo, è un'attività associata al nostro portale, parliamo di prodotti bio, parliamo anche qui di una bellissima storia, perché noi raccontiamo le storie legate alle aziende, proprio per dire la scelta consapevole, che è la faccia che c'è dietro quel determinato prodotto. Sì, noi siamo felici, iniziamo questa prima parte dell'intervista proprio con Rosanna Di Lorenzo, azienda agricola bio associata al nostro portale. Buongiorno Rosanna, benvenuta e Ciao, bentrovata. ciao Catiuscia, buongiorno a te, grazie per la bellissima presentazione. Noi siamo sempre felici, dicevo ad apertura di puntata, ma ne parlavo anche durante la prova tecnica con Alessandro, che sarà protagonista nella seconda parte, con Alessandro Ienzi, che sarà protagonista nella seconda parte del programma. E dicevo, sono sempre tanto felice quando vedo delle belle facce di giovani che decidono di costruire in Sicilia le loro realtà imprenditoriali e portarle avanti con grande forza. E queste belle facce a me piacciono moltissimo. Rosanna, senti, parliamo della tua azienda. Allora, la tua è azienda agricola bio di Lorenzo, siete a Salemi, siamo in provincia di Trapani e Ti parliamo fermo, di... ti fermo, ti Sì, fermo. sì, La nostra azienda si trova con l'esattezza a Selinunte, nella Valle del ah, Belice. ok. La Ah, nostra sede bene. poi è, sì, 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 è a Salemi, E la la ragione vostra sede sociale. invece Sì, forse è è a a Salerno. Salemi, sì, Ah, sì, va sì, sì, bene, sì, va perché bene. noi in realtà siamo di Salemi,
mio padre, anzi mio nonno, a tempi circa 70 anni fa, ha acquistato questo terreno a Selinunte e quindi poi insomma papà ha E portato quindi in un avanti. luogo magico, Sì, Rosanna, un luogo magico. assolutamente magico perché io dalla mia azienda riesco a vedere il mare e ci sono dei tramonti meravigliosi, guarda. Senti che poi Rosanna, un po' questi tramonti e questa bellezza del territorio viene raccontato anche attraverso i vostri prodotti. E adesso entreremo nel vivo e spiegheremo perché. Noi parliamo di produzione biologica di pasta, farine, olio, legumi. E quello che Sì, stavo dicendo adesso, che all'interno dei vostri prodotti c'è proprio nel gusto, c'è anche quello che tu adesso stavi dicendo, questo paesaggio, anche questa vicinanza dei terreni al mare. E adesso sì, entreremo nel vivo. Allora, la vostra è un'azienda di famiglia. sì, All'inizio papà distribuiva soltanto le materie prime. Poi è sì, arrivata la figliuola, è arrivata Rosanna e ha detto: Aspetta, esatto. facciamo una cosa, cerchiamo di dare anche alla tradizione abbiniamo l'innovazione. Quindi portiamo avanti quelle che sono naturalmente le nostre materie prime, però portiamo sul mercato proprio i prodotti. E quindi raccontaci. Sì, devo essere sincera che ho perso un po' di tempo prima di riuscire a convincerlo. È stato sempre il mio sogno riuscire a portare appunto sulla tavola questi prodotti genuini, perché sono assolutamente genuini, hanno proprio come dici tu il sapore, il gusto, della genuinità, ecco. Insomma finalmente ci sono riuscita. Devo essere sincera che noi siamo 4 figli, quindi non sono stata l'unica a credere in questo progetto, ma sono stata diciamo la promotrice e poi diciamo tutti gli altri mi hanno seguito. Io sono Si la sono più grande, accodati a questa sì, forza. esatto, io sono la più grande. Niente, la nostra azienda, come tu dicevi, ha origini lontane, nasce nel 1971 e da circa 20 anni, anzi forse un po' più, anche 25, è biologica, al 100% biologica. Sappiamo che per essere biologico un prodotto deve superare tanti processi, Tante tanti fasi, controlli, processo. tante fasi, per cui nel momento in cui il prodotto arriva sulla tavola del consumatore è biologico, deve essere assolutamente biologico al 100%. Dicevi tu che il nostro diciamo che i nostri prodotti hanno anche un po' un sapore, diciamo, di questi tramonti, come tu hai detto, del Sì. mare. E hai detto bene, perché in realtà mi piace sempre raccontarla questa storia. In realtà, nella nostra azienda la nostra azienda prima, veramente non la nostra azienda, in origine, ecco, vado un po' indietro, in Sì, origine, non c'era nulla, c'era il mare, lì c'era il mare. Poi, prosciugandosi il mare, ha sì. lasciato le conchiglie nel terreno. Infatti, nei nostri terreni, quando papà ara, riaffiorano queste bellissime conchiglie. Allora io ricordo quando ero Bellissimo. piccola che proprio mi divertivo a raccogliere le conchiglie più belle e poi a creare dei bellissimi murales nelle Bellissimo, pareti, diciamo, della casa. E questa è una cosa bellissimo. che ancora oggi quando la racconto mi emoziono, perché per me è un valore aggiunto che si dà all'azienda. Assolutamente. E, Senti bene, Rosanna, ma vogliamo parlare un po' proprio dei prodotti? Nei vostri sì. prodotti, Rosanna, sì. Sì, allora, i nostri prodotti noi intanto abbiamo, mirato, inizialmente noi inizialmente abbiamo mirato proprio a dare qualità e originalità nei prodotti, tant'è che abbiamo un grano che è un grano antico, non ci siamo limitati a mettere un qualsiasi grano, diciamo che si trova oggigiorno, diciamo facilmente, sulle tavole, dei consumatori. Il nostro è un grano antico perché proprio abbiamo cercato di portare di riscoprire certi sapori, certi prodotti che diciamo appunto non esistono più perché è più difficile trovarli. E quindi abbiamo un grano antico che è il Russello, una varietà autoctona proprio della Sicilia. Ci sono tante tipologie di grani, però noi abbiamo preferito fermarci e, Dedicarvi diciamo a quelli più concentrarci su questo antichi.
Sì, 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 sì. E naturalmente dal russello nasce poi la nostra farina, nasce la nostra pasta, ehm, niente, la E io devo nostra dire, sì, Rosanna, che io devo dire ho avuto il piacere perché la scelgo, perché l'acquisto ed è veramente buonissima. Quindi grazie. invito tutti gli amici in ascolto di poter degustare veramente questa pasta perché vi riporta quello che dicevo poc'anzi, vi riporta veramente, siccome Sì, al gusto è associato anche una memoria. Devo dirvi che degustando la vostra pasta si torna veramente indietro nel tempo. Senti Rosanna, facciamo vedere ai nostri amici questo bellissimo contributo video. sì. Sigilli antica di lume cori, quanti ricchizzi cateni tu. Facci induriti, occhi pietusi, mani cori, c'è tanto calore e la me genti che tanta pinnenti e la fatica li fa contenti. Sicilia antica di lume cori, quanti ricchizzi che teni tu. Tra mari e soli nasci io, e ghiacci di terra non torni più. Ed ecco Devo qui essere abbiamo sincera? visto, Aspetta, sì? non sento. Mi Non se senti Sì, 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 Rosanna? sì. Devo essere Sì, sincera che mi emoziona perché, mi emoziona pure questa musica, perché siamo abbiamo proprio quando abbiamo creato questo piccolo video, che l'abbiamo fatto in maniera molto, sì, diciamo, artigianale, sì, io, ho detto subito a mia sorella: "Mettiamo una musica siciliana per rievocare sì, appunto un attimino, appunto, la tradizione, oltre che i sì, prodotti, la sì, tradizione delle anche di questi sì. canti popolari". Musicale, sì. Sì, 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 sì. Il video parla appunto anche della raccolta delle olive, perché noi siamo produttori anche L'olio a di bà. olio. Olio a Ba. Sì, abbiamo dato questo nome in memoria di non in memoria perché papà ancora c'è, grazie a Dio, però proprio Sì, per papà. L'abbiamo fatto per sì, papà, perché come contributo e come dirgli grazie per tutto quello che ha fatto per noi e continua a fare per noi, perché per noi lui è il nostro punto di riferimento, il nostro faro certo. assolutamente. Senti Rosanna, stiamo Niente, parlando tra l'altro di dimmi. esclusivamente cultivar Nocellara del Belice, giusto? Come? Non ho sentito bene, Nocellara Catiuscia. del Belice. Mi senti, Sì, Rosanna? sì, 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 sì. Sì, 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 ti sento. Il nostro è un oliosino Cellara del Belice, assolutamente è un prodotto molto particolare perché non si trova facilmente in zona. La Nocellara del Belice è un'oliva molto particolare, ha un sapore molto particolare e qualitativamente è Buono, abbastanza buono, buono. Sì, 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 sì. buono. E come hai potuto ben vedere dal video, noi facciamo rigorosamente la raccolta a mano, Sì. dei nostri uliveti e poi la molitura viene fatta in giornata, proprio perché per garantire, la qualità del prodotto. Ehm, E poi ci quest'an sono tanti altri prodotti, lo dico io, abbiamo per esempio, non so, i legumi, abbiamo delle lenticchie bio sì, meravigliose, abbiamo i ceci, sì. c'è veramente tanto da poter scegliere. Io volevo ricordare ai nostri amici che l'azienda di Rosanna Di Lorenzo, l'azienda di Lorenzo Bio, è all'interno del nostro marketplace, basterà digitare www.iocomprosiciliano.com, arriveremo direttamente a casa nostra in ogni parte del mondo e vi ricordo che
Se ancora non l'avete fatto, oggi è il 23 di dicembre, dico io, facciamo sempre una scelta consapevole, basterà regalare una gift card e ci saranno 12 mesi per poter ricevere i buonissimi prodotti. Scelta importante che è quella di portare la qualità sulle nostre tavole. Rosanna, io devo salutarti perché continuiamo a parlare di giovani eccellenze siciliane, perché abbiamo Alessandro Ienzi, appena ricevuto un riconoscimento internazionale, pensa a lui, attraverso l'arte, attraverso il teatro, nonostante poi lui sia un avvocato, si è dedicato al teatro, ha costituito questa compagnia, pensa, loro hanno iniziato, Rosanna, un po', sai, con le piccole cose in casa, nei sottoscala, e oggi è una delle compagnie più importanti che abbiamo al mondo, anzi attraverso questo riconoscimento direi proprio oggi la più importante. Rosanna, io ti saluto, ti ringrazio, ti auguro buon Natale, buone feste a te e ai tuoi cari. Non Grazie. posso lasciarti senza farti fare il nostro saluto di prassi. Potresti per favore avvicinarti alla camera, dolce Rosanna? Vieni avanti. Sì, Adesso? Dimmi. Sì, dovresti, centrati un po' di più, guarda, ok, adesso devi ripetere con me, vieni, fai vedere di più la faccia, spostati, guarda l'immagine, ok, perfetto, ripeti con me, io compro siciliano. Siciliano, Ci rigorosamente piace! siciliano. Ciao! Ciao Rosanna, auguri, buon Natale, Ciao, buone feste. feste, Ciao grazie cara. dell'invito. Ciao. Ciao, ciao. Grazie a voi, grazie a voi. Noi siamo pronti e siamo tanto felici perché voi sapete che Io Compro Siciliano è una scelta che riguarda il mondo della Sicilia, le nostre eccellenze, coloro che portano avanti veramente con grande forza non solo quella che è la propria provenienza, ma soprattutto questa grande forza di portare avanti importanti ideali, importanti scelte che sono legate anche all'arte, al teatro. Oggi abbiamo un grande protagonista in questa parte del nostro live, signore e signori, abbiamo Alessandro Ienzi. Buongiorno. Buongiorno. Grazie mille dell'invito. Ciao Alessandro, benvenuto. Allora, io racconto un attimino Alessandro. Qualche giorno fa, leggendo articoli quotidiani, apro questo articolo e leggo questa notizia. Un giovane siciliano, Alessandro Ienzi, 33 anni, avvocato del Foro di Palermo, riceve l'International Human Rights Art Festival di New York. Stiamo parlando del massimo riconoscimento internazionale per gli artisti che sostengono la tutela dei diritti con la propria produzione. Beh, Alessandro, io la cosa immediatamente che ho fatto è contattarti perché sentire quella che è la tua attività e soprattutto vederne, ne avremo fra poco modo di vedere anche il vostro contributo, è stata grande gioia. Partiamo da te Alessandro, tu avvocato, arrivato a un certo punto ti lauri con il massimo dei voti e poi cosa accade? Nel 2017? Poi accade, io mi laureo nel 2010, poi la strada è lunga, perché poi ho cominciato a fare l'avvocato, cioè per la pratica professionale, poi ho superato l'esame, e poi quando ho superato l'esame ho deciso che volevo dedicarmi al teatro. E per cui mi sono iscritto alla Scuola delle Arti e dei Mestieri del Teatro Biondo di Palermo, in cui insomma, mi sono diplomato nel 2017, ho avuto la possibilità di fare diverse tournée nazionali, anche degli spettacoli all'estero, con una compagnia peraltro palermitana molto importante che è diretta da Emma Dante, che era anche direttrice della scuola, e poi nel 2017 io ho deciso che era tempo di fare la mia strada, per cui di cominciare a scrivere. Ero interessato a dei temi sociali, ma diciamo che era soltanto così, ad intuito, non è che ci fosse un vero e proprio progetto all'inizio. Io scrivevo e mettevo in scena. Per cui la cosa interessante di quel periodo è che andavamo in scena veramente nei salotti, nei sottoscala, nelle piazze, ovunque venivamo invitati, però gli spettacoli erano sempre questi, cioè gli spettacoli ovviamente adesso sono cresciuti, però la tematica era questa. Siamo partiti con degli spettacoli sull'infanzia.
E Dopo un adesso ci anno, arriveremo pian piano a proposito dell'infanzia, adesso ci arriviamo perché tu dici spettacoli sull'infanzia. Voi siete arrivati veramente in palcoscenici di tutto il mondo, siete arrivati anche al Parlamento europeo sì, e stai parlando della adesso, prima bambinanza, di che è andare una trilogia della dell'infanzia. bambinanza. Adesso invece è una quadrilogia, sono 4 gli episodi, perché abbiamo inserito un episodio anche sulle spose bambine, cioè sul matrimonio del minore. Sì, questo spettacolo è quello, diciamo, con cui tutto è veramente iniziato. L'anno scorso siamo stati al 30° anniversario della Convenzione ONU sui diritti dei minori al Parlamento europeo, cioè presso l'Istituto di Cultura, ma con la promozione dell'Intergruppo per la tutela dell'infanzia del Parlamento europeo. Lo spettacolo è stato in scena allo Spasimo a Palermo, è stato in scena in Sicilia, un po' ovunque, anche se noi abbiamo sempre un canale di distribuzione ibrido, che non è necessariamente il teatro, perché il teatro attività non coincide con il teatro luogo, e non è detto che il Certo, teatro attività sia sempre soltanto assolutamente ospitato al teatro d'accordo con luogo, perché qualsiasi luogo diventa un teatro nel momento in cui c'è un attore e uno spettatore. Già lì è teatro. E questo è è qualcosa a cui ci vero. dobbiamo riconnettere, credo che sia il segreto della nostra compagnia, perché noi c'è una persona, si fa lo spettacolo, e non importa che sia in un palco acclamato, comunque particolarmente conosciuto, l'importante è quello che si comunica, il contenuto. Questa è la nostra forza, per cui veniamo riconosciuti anche nei diversi esami, perché in realtà poi in America ho sostenuto degli esami per poter ricevere il premio sulla progettazione. Uno degli elementi che più ha colpito è questo: noi come compagnia lavoriamo, presentiamo i lavori, anche dopo il Covid siamo andati nelle piazze, a Piazza Massimo, a Isola delle Femmine, siamo stati ad Agrigento, in Valle dei Templi, cioè tutti i luoghi comunque che non erano teatro sono diventati teatro, e questo è una gran anche un cosa. Tra segno che ci l'altro mi piace, contraddistingue. Alessandro, a proposito di quello che stai dicendo adesso, tu in un'intervista hai detto l'arte è strumento che dona la possibilità di portare realtà armoniosa, che poi è quello che dicevi adesso, no? Poi una sceglie il teatro come forma di comunicazione per esprimere un talento, ed esprimere talento significa anche dare un messaggio importante come quello che tu fai con la tua compagnia, che è il Raites Teatro. Sì, ma io guarda, credo che Sì, nella grammatica di Raises Teatro, proprio rifacendomi a quello che stavi dicendo sì, tu, la cosa importante è che per lungo tempo si è legato, anche da un punto di vista comunicativo, la forma espressiva artistica a una forma di sofferenza o di manifestazione della sofferenza personale. Ma non è necessariamente così, perché raccontare una storia, incarnare una storia e porgerla agli altri non necessariamente deve passare dalla sofferenza. Può passare dal lavoro duro, dall'abnegazione, questo sì, dalla disciplina, che è assolutamente fondamentale per raggiungere determinati obiettivi, ma non dalla sofferenza, perché l'uomo è capace di contenere tantissimi sentimenti, alcuni ci danno anche grande piacere, per cui io accoglierei più quelli che non la sofferenza, anche perché per spirito di conservazione, no? Senti Alessandro, noi abbiamo in regia Paolo Gatto, che vorrei ringraziare come sempre per il suo lavoro, e direi mandiamo questo contributo video. Sì, grazie. Raises Teatro è una compagnia teatrale che ho fondato nel 2017 e che si occupa di promuovere la tutela internazionale dei diritti umani attraverso le arti e il teatro. L'attività di compagnia varia da un'attività di scrittura di testi inediti che si occupano di specifici temi, quali la tutela dell'infanzia, la parità di genere, la tutela dell'ambiente e la tutela di soggetti socialmente svantaggiati, a attività pedagogiche che invece svolgiamo in collaborazione con pedagoghi di fama internazionale, quali Mamadou Djoum del Centro Internazionale di Ricerca di Peter Brook e Maria Smajevic del KITIS di Mosca, e attività anche di organizzazione di eventi cui partecipano anche altri artisti legati ad altre discipline, quali fotografi o artisti figurativi, musicisti e cantanti, che sviluppano e dedicano la propria arte all'indagine sui medesimi temi. Mi chiamo Patrick Andrade Mendes e vivo in Italia da 20 anni.
Faccio parte della compagnia teatrale Raíces da 2 anni e sono uno degli attori protagonisti della trilogia La Bambinanza. Insieme ad Alessandro abbiamo scritto lo spettacolo Sten, che prende ispirazione dai miei racconti della mia infanzia. Lo spettacolo tratta del traffico di organi. Ci si emoziona tanto a vedere e soprattutto naturalmente sentire quelli che sono tematiche così importanti. Senti Alessandro, ci sono tante belle cose anche per il 2021, vero? Sì, abbiamo in cantiere un programma che si chiama Human Freedom 2021, dedicato alla libertà, suddiviso in 5 sezioni, saranno 5 campagne sulla giustizia climatica, sulla parità di genere, la giustizia internazionale, sulla migrazione e sulla tutela dell'infanzia. Stiamo costruendo una piattaforma online internazionale con i nostri partner, cioè con l'International Human Rights Art Festival a New York, con Global Campus of Human Rights, che è un'università, un campus che ha sede a Venezia Lido, e che organizza insomma dei master di specializzazione per la tutela dei diritti umani, anche legati alle arti, e con Avantgarde Lawyers, che invece è un'associazione di avvocati francesi che tutela gli artisti privati dei diritti fondamentali. Ci saranno contenuti multimediali, short film, ci saranno spettacoli teatrali. Io credo che la prima data disponibile, Covid permettendo, per la nostra presenza a New York sarà a marzo, ma siamo in attesa di sapere insomma quali saranno i protocolli a cui ci atterremo. Non abbiamo fretta, stiamo costruendo con grande pazienza, per cui, e poi con grande probabilità a maggio saremo a Parigi, però questo insomma al momento è programmato, ma non sappiamo poi cosa accadrà, per cui ci va bene così e siamo ben felici di comunicare quello che stiamo comunicando, anche coscienti di farlo e entusiasti davvero di portare avanti la nostra attività. Senti Alessandro, come vi seguiamo noi? Allora, noi abbiamo un canale Facebook, una pagina Facebook che si chiama Raíces Teatro, una pagina Instagram sempre con lo stesso nome, Raíces Teatro. La prima conferenza, il 9, che conterrà anche una parte di uno spettacolo, L'ultima era, sui disastri ambientali, sarà trasmessa online, la trasmetteremo sul canale YouTube, Facebook, quindi ci si potrà seguire da lì, sarà insomma possibile seguirla in streaming. E saremo ben poi felici di comunicazioni, insomma, di tutte le... E noi vi seguiamo, tra l'altro Alessandro, devo anche complimenti anche a Rosanna per l'attività. Sì. Grazie, anche io sono cresciuto, mio nonno è calabrese, no? Sì. Sono cresciuto in un uliveto io. Quindi vedere quelle immagini, sai, riporta anche poi cultura alla stessa radice di coltura, per cui c'è un legame. Complimenti. Assolutamente sì. Senti, leggiamo qualche messaggio Alessandro e andiamo dritti verso la chiusura. Vediamo qualche messaggio da parte dei nostri amici. Abbiamo dalla Francia, ci saluta Salvo Bucchieri, lui è siciliano e vive in Francia, dice buongiorno Katiuska e ospiti, un abbraccio forte, ciao Salvo, grazie per essere con noi. Abbiamo Luigi Malera, buongiorno, grazie di essere qui. Abbiamo Salvo Dolce, buongiorno a tutti, Salvo che tra l'altro sai essere attore ma anche regista, bravissimo, ciao grande Salvo, bravissimo Salvo. Abbiamo Gogol, ambasciatore del sorriso, il nostro Mauro Todoro, ciao grande Mauro. Abbiamo da New York John Blandi, buongiorno Katiuska, un sereno Natale a te e ai tuoi ospiti e a tutto il popolo di Compro Siciliano. Ciao John, auguri e buon Natale e buone feste. Abbiamo Maurizio Tuminia del gruppo Artisti Nostri Amici, buongiorno ragazzi, ciao Maurizio, auguri, buone feste. Abbiamo Venera Scardaci, buongiorno a tutti, buon mercoledì. Ancora il Faraone Palermo, ciao caro amico, grazie per essere con noi. Dice buongiorno carissima amicuzza Katiuskuzza, sempre bravissima, grazie, sei il faro che illumina Io Compro Siciliano, ogni riconoscimento ai siciliani è un grande valore, quindi questo è per te Alessandro, per la nostra amatissima terra, complimenti Alessandro, quindi complimenti da parte dei nostri amici che seguono la nostra diretta. Amalia Lopinto, buongiorno a tutti gli amici di Io Compro Siciliano, ciao Amalia, grazie.
il nostro chef Mariano Carbonetti, buongiorno a voi tutti, felicissimo Natale e un abbraccio al mondo intero di Incontro Siciliano. Tra l'altro Mariano Carbonetti sapete essere una punta di diamante in Incontro Siciliano, proprio all'interno del nostro marketplace c'è tutta una sezione dedicata tra l'altro alle ricette, agli antichi ricordi, e poi ci sarà tanto per il nuovo 2021 a proposito del food, quindi continuate a seguirci. Bene Alessandro, siamo arrivati a chiusura. Volevo ringraziarti per aver accettato questo invito, siamo veramente Grazie a molto voi. felici del tuo lavoro, continuate così, un saluto ai tuoi ragazzi, è bello vedere un giovane con una bella faccia che porta avanti con grande forza importanti iniziative culturali che diventano iniziative umane, molto 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 coscienti, e quindi noi diciamo sempre nelle nostre scelte facciamole con coscienza. Quindi Alessandro, volevo davvero ringraziarti, Grazie a voi. saluta tutti i ragazzi della tua compagnia. Io volevo darvi appuntamento anche domani, anche per il 24 andrò in onda alle 12, sarò insieme a voi, insieme ai due founder manager di Io Compro Siciliano, Davide Morici, Giuseppe Giorgiani, per il saluto di Natale al popolo di Io Compro Siciliano. Con noi domani ci sarà un ospite eccezionale, perché abbiamo Ettore Messina, assessore alla cultura di Piazza Armerina, dove tra l'altro quest'estate abbiamo curato la parte legata alla social comunicazione del Palio dei Normanni. Parleremo del Natale a Piazza Armerina, quindi ancora tradizione, non mancate domani alle 12, così ci fermeremo poi per qualche giorno e ripartiremo lunedì. Alessandro, grazie, ma adesso mica possiamo fare così, perché Salutiamo con il saluto di rito. Per il saluto di rito, dici bene. Grazie a tutti per essere stati con noi, grazie a Paolo Gatto in regia, grazie a Marzia Monreale in redazione e a tutto il team. Alessandro, adesso dovresti ripetere con me. Sono pronto. Io compro siciliano. Ci piace! Grazie per essere stato con noi, auguri e complimenti per il tuo riconoscimento internazionale. Bravissimo. Grazie. Sigla! A presto, ciao. Grazie mille. Ciao ciao.